non c'è problema. Allora, mi è stato chiesto di trattare un argomento. Sono Cristiano Cani, sono un appassionato di ballo tradizionale, mi avrete visto in piazza ballare sicuramente, o qualcuno mi conoscerà per le foto o per i video che metto su internet, insomma. Gli applausi dopo, magari mi piace quello. Allora, stavo dicendo, mi è stato chiesto di trattare un argomento un po' particolare, cioè il ballo sardo prima e dopo l'internet. Per fare questo penso che sia interessante far capire la mia esperienza personale, perché di pari passo di quello che è capitato alla mia vita, tra virgolette, ballerina, con quella di internet, cioè ci sono molte cose che si scontrano, si incontrano e via dicendo. Allora, la mia passione per il ballo tradizionale nasce circa poco più di 20 anni fa. Un amico seulese, compagno di classe, mi aveva invitato a passare un paio di giorni d'estate nel paese, nei giorni in cui c'era magari sicuramente la festa ad agosto, ogni sera il suonatore locale faceva dei balli e tutti ballavano e io guardavo molto interessato, ma non rimanevo fermo lì, insomma, perché non sapevo muovere manco un dito, cioè una scopa era più brava di me. E in quel frangente la zia di questo mio amico di Tella mi ha preso e mi ha insegnato i primi passi. Dal giorno si è aperto un mondo nuovo, insomma. Questo, diciamo, è stato il primo passo. Il secondo passo è stato l'incontro con Tonino Buono, perché secondo me è una cosa, un momento fondamentale. Tonino Buono è un altro appassionato di balli, un'altra persona che mette i balli su YouTube. Mi trovavo a casa sua perché ero collega di suo figlio, collega universitario per motivi di studio. Era capitato un giorno che sono rimasto a cena da lui e c'era Sardegna accanto. Io all'epoca, ripeto, ero non ignorante di più in fatto di balli. Per me qualsiasi ballo era ballo sardo, non capivo la differenza tra un campidanese e un ballito, quindi immaginate quale minestrone avevo in testa. Però c'era stato un momento in cui c'era un ballo che avevo riconosciuto, mi era piaciuto, che mi piaceva, ho detto, questo mi piace. Il Tonino si era illuminato, mi ha detto, ma ti piace, ma sai ballare? Ho fatto no. Da giorno ho iniziato a prendere lezioni private a casa di Tonino Bruno. Questo è proseguito e nella prosecuzione di questi balli privati, diciamo così, si sono trasformati nella ricerca di un luogo dove poter fare pratica. Quindi avevamo trovato una stanzetta in una palestra a Monserrato, dove erano iniziate a venire altre persone e quindi la cosa, diciamo, ha iniziato a espandersi. Nel contempo abbiamo anche iniziato a girare per la Sardegna, perché la cosa più bella è quella di conoscere i balli nel paese di origine del ballo. Quindi voi perché Tonino conosceva diversi suonatori, diverse altre realtà rispetto a quella cagliaritana, voi perché c'era questa passione in comune, abbiamo deciso nei weekend di andare con altri amici, siamo arrivati ad essere 4-5 macchine che ci spostavamo per sagre e per feste paesane. Ripeto, ci spostavamo e ballavamo con la gente del popolo. Abbiamo trovato amicizie che ci sono ancora oggi dopo 20 anni, insomma, compagnia bella. Contestualmente a questo abbiamo iniziato anche a collaborare con alcuni gruppi folk. E questo è il terzo momento fondamentale della mia esperienza nel campo del ballo e poi in seguito del folklore. Mi era capitato di dover ballare con questa associazione folk di un paese della zona del Campidano di Cagliari per un matrimonio di tedeschi. Vi dico solo che avevano affittato costumi, ma costumi ed era anche un complimento per quelle cose che ci avevano dato noleggiate in un altro paese, quindi era un abito inventato qui in Sana Pianta, preso da quest'altro paese. Vi dico solo che mi sono guardato allo specchio
ci mancava che avessi la benda nell'occhio che sembrava un pirata, cioè, una cosa scandalosa, cioè, avevano i ricami attaccati a nastro di adesivo nella camicia, quindi questa era la situazione. Cosa era successo? Una volta finita, ormai era fatta, bisognava ballare, finita la serata, non dico che mi ero incavolato, ma di più, avevo detto guai a voi se facciamo un'altra cosa del genere. Innanzitutto mi sono vergognato, secondo luogo abbiamo preso in giro delle persone, perché quelle persone crederanno ancora oggi che quella era la vera tradizione. E io veramente mi sono sentito piccolo così. Dal giorno mi sono ripromesso, devo studiare, devo informarmi, devo conoscere. Andiamo avanti. Adesso tralasciamo un po' questa parte che verrà completata in seguito. Innanzitutto ha già parlato Andrea un po' della storia del ballo, ma è un piccolo riepilogo velocissimo. Ogni paese aveva il proprio ballo, o se non ogni paese, ogni regione storica della Sardegna, ad esempio il Campidano di Cagliari. Però è anche vero che all'epoca ciascun paesano riconosceva, guardando il ballerino, di che paese fosse, anche tra Selargius e Quartu. Bastava una virgola che si riconosceva. Quando si ballava, in occasioni di feste religiose, il patrono, o i matrimoni, o i battesimi, o per carnevale, in manifestazioni pubbliche particolari. Qui ad esempio, nella foto a sinistra, abbiamo una foto del 1905 di Sestu, dove sono stati fatti dei balli in onore di un personaggio all'epoca importante, Cesare Pascarella. Quindi non solo manifestazioni religiose, ma occasioni importanti per la comunità. Mentre l'altra foto è una foto del 1940, sono i balli nelle cumbessias del santuario di Montegonare tra Orani e Sarule. Come era accompagnato il ballo? In antichità c'era il canto vocale, canto a tenore o a bocchesola quando era una sola persona a cantare, o con gli strumenti musicali dell'epoca, quindi l'onedas, tutti gli strumenti a fiato, benas, surittu, con strumenti a percussione, tumbalinus, e poi in seguito, alla fine dell'Ottocento, con grande rapidità dalla sua invenzione e alla sua diffusione, l'organetto e la fisarmonica, che sostituirono in molte parti della Sardegna i vecchi strumenti musicali e il canto a tenore. Le modalità del ballo. Era sicuramente per il 90% un ballo ballutondo, un ballo in cerchio, ma con delle eccezioni. Qua ad esempio vediamo a sinistra un ballo tondo a Oliena del 1956, ma vediamo anche della gente che balla al centro. E vediamo anche, non so se lo vedete, qua c'è un suonatore di organetto, ma c'è anche il canto a tenore. Quindi sicuramente venivano alternati ballo suonato e ballo cantato. Quali sono le altre eccezioni? Ad esempio, Busacchi, qui vediamo Sannanza, che è la danza di Busacchi, che viene ballata ancora oggi in questo modo, in linea. Quindi è vero ballo tondo, ma con piccole eccezioni. Inoltre, esistevano delle regole non scritte nel ballo, il modo di comportarsi con una donna, qual era la presa da tenere con la donna, se questa era moglie, fidanzata, parente più lontana o sconosciuta, qual era il modo di ballare, cioè non è che andavo sempre al centro, rimanevo al centro perché mi dovevo far vedere, no, c'era una sorta di rispetto, ognuno faceva il suo. Andiamo un po' più sul tecnico. Vi illustro un attimo questa teoria di un antropologo, Victor Turner, che si chiama la teoria della performance. Allora, qua suddivide, e questo ci è utile per capire ieri e oggi, cos'era il ballo in passato e cos'era il ballo oggi. Il ballo in passato, questo antropologo lo considera come un fenomeno liminale. Cosa vuol dire? Era un fatto o un fenomeno che sta a livello della coscienza e della percezione, cioè si sentiva quasi obbligati a partecipare al ballo in passato, perché innanzitutto era uno dei pochissimi momenti di vita sociale, ma anche perché chi non partecipava al ballo era escluso dalla società. Chi non partecipava al ballo? Le persone malate, le persone disabili, le persone che avevano commesso reati, quindi erano in galera. Quindi era quasi un dovere partecipare al ballo. Il ballo quindi era una cosa seria, quasi un rito. Il ballo oggi
Ha differenze, certo che ha differenze, perché oggi è cambiata la mentalità, è cambiata la società, quindi il ballo viene da fenomeno liminare, quindi da un dovere, si trasforma in fenomeno liminoide, cioè che gli assomiglia. Ma perché gli assomiglia? Perché avendo perso le caratteristiche, le sue funzioni precedenti, oggi non è più un rituale, non è più una cosa seria, è diventato un piacere, è diventato uno dei tanti divertimenti. Tanto è vero che questo antropologo parla del ballo in passato come appartenente alle società arcaiche, società che avevano delle consuetudini ben precise, tradizioni. Oggi, ripeto, lo considera come società post-industriale. Noi in Sardegna potremmo prendere come punto di riferimento il grande boom economico degli anni 60, ma già, come dice Andrea, già in epoca fascista qualcosa era già iniziato a cambiare. E quindi il ballo oggi è il ballo del passato reinterpretato. Il ballo pre-internet. Cioè, oltre ad andare direttamente sul posto, cosa c'era? C'era Sardegna Canta, con i suoi pro e contro, come ha detto Andrea prima, alcune scuole di ballo che probabilmente per la maggior parte facevano capo alle associazioni folcloriche alle quali era affidata la divulgazione e la conoscenza, e le registrazioni private, quelle pochissime che esistevano, audio e video, mi viene come esempio lampante il Benson, ma ripeto, ho presente gli anziani che andavano col registratore a registrarsi le serate di poesia della Campidanese, eccetera. Arriva internet. Quando arriva internet? Innanzitutto diciamo che esisteva già in decenni prima che noi lo conoscessimo, perché era una cosa fatta dal CERN di Ginevra, se non ricordo male, una cosa per scambiarsi dati tra università, eccetera. Poi è stato sdoganato, diciamo che in Italia, io mi ricordo la prima volta che sono entrato su internet era nel 94, avevo visto il sito della Ferrari, avevano 5 minuti per caricarlo, solo per sentire il rumore della Ferrari. Ma il boom vero e proprio arriva con i social network, YouTube e Facebook in primis e tutti gli altri. Cosa accade? Internet diventa un contenitore di tutto, ma proprio tutto, stiamo parlando di una scala globale. Facebook ha più di 1 miliardo di iscritti, quindi stiamo parlando di numeri non grandi, esagerati. In questo contenitore c'è anche il ballo sardo oggi. Mi ricollego alla mia esperienza. Nel mentre che giravamo le piazze della Sardegna, proposi a Tonino Bono di acquistare una videocamera. Ho detto, ma perché non compriamo una videocamera e ci filmiamo le serate, i suonatori? Così abbiamo iniziato a costituire un primo archivio di balli, di suonate, insomma di tutto quello che riguardava le occasioni di ballo. Oggi quell'archivio è in parte disponibile su YouTube, perché sia io che Tonino Bono li abbiamo condivisi, facendo anche delle scelte, nel senso non mettendo tutto, ma mettendo solitamente il meglio. Se vedete qualcosa che non va è perché c'è stato richiesto, abbiamo dovuto per forza metterlo. Però sinceramente nel mio canale principalmente io metto solo quello che a parer mio logicamente ritengo degno di essere visto. Oggi, proprio oggi, in questa giornata, abbiamo superato i 10 milioni di visualizzazioni in 2 canali. Quindi nicchia il ballo sardo, ma tanto nicchia non è. Se siamo poco meno di 1.700.000 persone, insomma 10 milioni di visualizzazioni qualcosa vorranno dire. Cosa significa questo? Significa che oggi basta entrare in internet, cliccare su un ballo e vederlo. Balli che fino a 10 anni fa nessuno sapeva, se non la gente del posto o dei paesi vicini. Faccio l'esempio del ballo di Perfugas. Chi sapeva che esisteva Perfugas un ballo? Quanti lo ballano oggi questo ballo? Dove si balla? Dappertutto. Io mi ricordo che la prima volta che ho visto il ballo di Perfugas l'avevo visto perché eravamo invitati a uno spuntino del gruppo folk Fatto Bene di Nuoro, e in questi spuntini sono semplicemente delle scene che si fanno a fine
periodo folk per ringraziare gli altri gruppi con cui si è collaborato, eccetera. Tra cui c'era il gruppo Ericium di Perfugas che ha fatto il suo ballo, perché di solito poi ci sono i suonatori che fanno i balli dei gruppi che sono presenti nel posto. E mi era capitato di filmarlo e di condividerlo. Da lì è nato il ballo di Perfugas, ma potrei dire lo stesso discorso del ballo di Ferreri di Teti, che oggi va molto di moda, che fino a 3-4 anni fa chi lo conosceva. Quindi questo ci permette di vedere tutto, fondamentalmente, tutto quello che viene condiviso logicamente, ma attualmente esistono migliaia di video, quindi noi abbiamo la possibilità di stare seduti a casa e vedere tutto. Questo fa sì che anche nelle scuole di ballo attuali si eseguono questi nuovi balli, perché la gente li richiede. Quali sono le tendenze? Allora, in passato esisteva il paese, il suonatore del paese che faceva i balli del paese, vero? Vero, ma non del tutto, perché già in passato i suonatori si spostavano. Esempio, Mondo Vercellino del Gocciano andava a suonare a Sestu. A Sestu chi insegnava il ballo era Dianela. E quindi già esistevano queste, chiamiamole, contaminazioni. E quindi c'era un aumento del repertorio di suonate. Ricordiamoci anche che prima dell'arrivo dell'organetto, molto probabilmente, non abbiamo la conferma perché non c'eravamo, non abbiamo documenti, però con molta probabilità il numero di suonate era molto probabilmente molto minore rispetto a quelle che si sono avute dopo l'avvento dell'organetto e della fisarmonica. Perché? Perché quando sono arrivati questi due strumenti ripeto, sono entrati subito sono diventati subito strumenti tradizionali, nonostante qualche piccola critica nei giornali dell'epoca, però ripeto, l'organetto è stato diciamo, inventato come primi rudimenti in Austria, poi è stato rielaborato e perfezionato da Paolo Soprani a Castelfidardo nelle Marche. 15 anni dopo questa modifica di Paolo Soprani arriva in Sardegna. C'è un'attestazione trovata dall'antropologo Marcello Marras di Ghilarza che attesta l'organetto nel 1885 a Ghilarza. Ha trovato un documento dove la società di lettura di Ghilarza richiede l'acquisto dell'organetto. Quindi se richiede l'acquisto di un organetto vuol dire che qualche anno prima già lo conosceva. E quindi il numero di questi balli si è aumentato notevolmente. Faccio anche l'esempio, ad esempio in Baronia Ergoli, Loculi e Galtelli hanno lo stesso ballo, che prima sicuramente era lo stesso ballo con la stessa musica. Oggi questo ballo ha caratteristiche diverse a livello musicale e sono riconoscibilissimi. Altre tendenze. Poi parliamo di gruppi folk, hanno avuto il merito di mantenere il ballo, ma anche il demerito di averlo modificato molto spesso. Non è più una sacralità, non ha più quella funzione sociale, anche qui, con eccezioni, sì. Queste foto che state vedendo sono una di queste eccezioni, cioè sono i balli del martedì grasso di Seneghe, che si fanno oggi come si facevano in antichità. Cosa avviene a Seneghe? A Seneghe succede che tutto il periodo di carnevale gli uomini invitano le donne a ballare. Il martedì grasso le donne rendono il favore con tutti gli uomini con cui hanno ballato. E avviene così il ballo, che si schierano a semicerchio, gli uomini davanti e le donne dietro, al centro c'è il suonatore o il tenore, che a Seneghe si chiama subuntrato. La donna tocca la spalla del ballerino con cui vuole ballare, iniziano i balli, fanno una sorta di vai e vieni dalla piazza verso il suonatore a formare una sorta di stella in questo caso, ma non è una stella cercata. Il ballo di Seneghe è una sorta di... nasce come probabilmente un capitanese che si è evoluto e oggi diventa ballo di Seneghe. E si alternava con la danza, che è l'ultima foto. Questo dura per circa un quarto d'ora, poi c'è un altro quarto d'ora di pausa dove spuntinano e poi riprendono a ballare e ballano fino a che tutte le donne non hanno ballato con tutti gli uomini con cui hanno ballato nei giorni precedenti. Collinas è un altro esempio che conoscerete benissimo.
Quindi cosa succede con i social network? Che favoriscono ancora maggiormente l'interesse verso i balli tradizionali. Aumentano quindi le scuole di ballo perché c'è più gente che desidera imparare i balli. Aumenta il numero di serate dove si può ballare. Si organizzano serate in centri dove non si ballava più da decenni. Esempio lampante qua da voi, a San Gavino, ma io che sono di Cagliari, nella zona di Cagliari fino a 6-7 anni fa, eccetto la serata di Sant'Efisio, dove chi ballava non era di Cagliari, non c'era altro. Oggi Cagliari e Interland di Cagliari hanno la possibilità di ballare almeno una volta al mese in media. Non solo suonatori, ma oggi non c'è più solo il suonatore che fa la suonata alla Megas o la suonata a fisarmonica o a organetto, ma ci sono anche i gruppi cosiddetti, così chiamati dagli etnomusicologi, i gruppi etno-folk, quindi proprio vere e proprie band musicali che apportano anche nuovi strumenti come il cajon, cioè quella specie di parallelepipedo che viene percosso, e quindi queste sono le tendenze attuali. Quali sono le problematiche? Le problematiche sono che, visto che era decenni che non si ballava, non c'è più la cultura del ballo, non c'è più l'educazione al ballo, non c'è più l'informazione, quindi uno va e pensa di fare un ballo di gruppo. Non è così, il ballo comunque, pur modificandosi, mantiene quella capacità di essere un ballo sardo, che è riconosciuto da tutto il resto dell'Europa. Informazioni che sono ancora poco condivise, se non in occasioni del genere, in occasioni d'élite, dove io parlo a un pubblico che sì, nel pubblico ci sarà qualche ballerino, ma è ancora troppo poco. Eccessiva folclorizzazione delle danze, perché? Perché il pubblico per decenni ha visto solo i gruppi folk ballare, quindi si medesima in quelli nel ballo. Ho perso un punto, sì, le scuole di ballo e i gruppi folk stessi che sono poco attenti alla divulgazione. Un gruppo folk nasce non solo per ballare e fare processioni, ma deve far conoscere la tradizione di cui vuole parlare, deve informare, deve organizzare dei corsi, deve andare nelle scuole a parlare con i bambini. È quella la vera importanza del gruppo folk. Le scuole purtroppo hanno anche modificato parzialmente alcuni balli. Faccio l'esempio del Suvassi a Tresi e del Novello di Santa Vittoria. Il Passo Suvassi a Tresi è un ballo in coppia. Quando lo facciamo in piazza, lo facciamo in cerchio. Ma perché? Perché le prime scuole di Oristano l'avevano insegnato a Mosca, l'avevano insegnato ai loro allievi in cerchio, perché era più divertente. Ma perché devo fare un ballo scorretto? Oltretutto, è vero che aumentano il numero di serate, ma è anche vero che è sempre difficile avere una collaborazione spesso con il comune, voi per mancanza di finanziamenti, voi per troppa burocrazia, e quindi diciamo che c'è poca collaborazione dal punto di vista delle amministrazioni. In alcuni casi no, devo dire, in alcuni paesi l'amministrazione è anche contenta di fare un qualcosa che era del posto. Un'ultima cosa ma essenziale è la perdita della corrispondenza tra ballo e paese di appartenenza del ballo. Si passa da una localizzazione del ballo a una regionalizzazione. In ogni piazza si balla qualsiasi cosa. Qua potremo ballare stasera anche i balli di Dorgali. Verissimo. È una cosa positiva o negativa? Tutte e due le cose, dal mio punto di vista. Positiva perché è vero che il ballo non ha perso quella funzione e quindi la sua evoluzione ha portato a questo, ma è anche vero che sarebbe più corretto che nel paese dove si organizzano i balli ci fossero più suonate di quel paese. Aspetti negativi ma anche aspetti positivi, quindi è vero che c'è la mancanza di una cultura del ballo, ma è anche vero che piano piano iniziano le persone che stanno ballando ad esserci una maggior consapevolezza. Poco per adesso, ma diciamo che i focherelli ci sono. Ed è vero che le buone informazioni iniziano ad essere trasmesse. Ripeto, siamo sempre a un livello germinale troppo poco secondo me.
Se ricordiamo qualche decennio fa, i suonatori di launedda se ne contavano sulle dita di 2 mani probabilmente, oggi sono penso più di 200. Così i suonatori di organetto, c'è proprio un boom. C'è la riscoperta del ballo in piazza con le launeddas. Oggi nelle piazze si chiede il ballo a launeddas, per fortuna dico io, perché è uno dei balli, a mio parere, è uno dei più belli in assoluto, più complessi. Ed è vero anche che i nuovi gruppi folk che sono emersi negli ultimi anni stanno iniziando a far bene, stanno proponendo solo quello che trovano nella ricerca, né più e né meno, così come dovrebbero fare tutti, non solo i gruppi folk ma chi studia queste cose. Conclusioni. Allora, non abbiamo idea di come potrà evolversi il ballo, perché non abbiamo la sfera di cristallo dove poter leggere il futuro. Quindi le tendenze attuali che vi ho esposto ci danno solo alcune indicazioni, però queste tendenze potrebbero modificarsi un domani. Quindi noi sappiamo quello che c'è adesso, domani, boh. Di sicuro, così come era in passato, è la piazza che decide cosa deve andare avanti e in che modalità. Io, come ha detto anche Andrea prima, non sono nessuno per dire questo è giusto, questo è sbagliato. La piazza lo decide. Se un qualcosa non va bene, la piazza non va a ballare, le persone non vanno a ballare. Ma se continuano ad andare a ballare vuol dire che quella cosa piace e va bene così. Quindi a me personalmente i gruppi musicali non è che mi vanno tanto a genere, non è che non mi dispiacciono, ma se c'è una serata nello stesso giorno da parte di un gruppo musicale e dall'altro un suonatore, io vado al suonatore, senza dubbio. Ma questo è il mio gusto personale, non posso assolutamente dire no, vai dall'altra parte, chi sono io? Non so. Abbiamo però una possibilità e un dovere, secondo me, possiamo fare quello che vogliamo, nessuno ce lo impedisce, anche perché siamo in questo caso noi, ripeto, a decidere cosa sarà giusto e cosa sbagliato, però sicuramente abbiamo tutti i dati, tutti, per poter far rivivere quello che c'era prima. Non dobbiamo perderle queste cose, perché questa è la nostra storia, la nostra cultura, è il nostro essere sardi.